La liberalizzazione selvaggia non fa bene a nessuno, tantomeno una regione come la nostra che vede un popolo virtuoso impegnato a fare imprese e a dare servizi ai cittadini, spesso anche avanti a quelli che sono i requisiti che il governo stesso chiede in questa manovra. Quello del consigliere regionale del Partito Democratico Jonathan Montanariello è un no netto a ciò che definisce una liberalizzazione selvaggia del trasporto pubblico non di linea, come taxi, NCC, persino gondole in un territorio particolare come quello del veneziano. Montanariello è primo firmatario di una mozione sottoscritta dalle colleghe Francesca Zottis e Anna Maria Bigon che riguarda il decreto legge sulla concorrenza, in particolare l'articolo 8 di cui si domanda lo stralcio, chiedendo al Veneto di farsi sentire nella conferenza Stato-Regioni. A pagare i costi ancora una volta di un'apertura selvaggia sarebbero la piccola e media impresa veneta da una parte, nel caso della nostra regione, e i cittadini dall'altra, che dovrebbero andare a confrontarsi con un servizio dove gli enti locali non hanno modo di regolamentare in qualche modo le tariffe e di poter avere il controllo dello stesso. Esistono motivi oggettivi per cui il servizio di taxi è solitamente escluso dai processi di liberalizzazione, spiega Montanariello. Le tariffe sono fissate da un ente terzo e si tratta di una prestazione obbligatoria, visto che gli operatori hanno il dovere di rivolgersi a un'utenza indifferenziata. L'apertura selvaggia rischierebbe di infliggere un duro colpo a quella che è la nostra piccola e media impresa, i nostri imprenditori su un settore delicato che già sta subendo fortemente all'80% in alcuni casi di quelli che sono i suoi business di mercato un colpo legato alla pandemia, una manodopera specializzata che rischiamo che possa essere persa se gli stessi si dedicano ad altro. Nessuno è contro la libera concorrenza, chiude l'esponente del PD. Con questa mozione chiediamo venga eliminato l'articolo 8 ed emanata una specifica disciplina per le piattaforme di intermediazione tecnologica per combattere in maniera veramente efficace l'abusivismo, tutelando operatori ed utenti.